Eccole le ragazze dei 5.000 metri che si stanno raggruppando dietro alla linea di partenza. Dicevo Erika Lapaine, nord-est, poi Anna Busato, nord-est, Atletica Mogliano, la sua società, allenato da Labi, Fauzi Labi, che ha numerosi atleti di grande interesse nella zona di Mogliano, 16,53 il suo miglior tempo, il suo tempo di accredito. Alice Andreoli poi del centro-nord, poi Federica Masini, Italia Centrale, non ha tempo di accredito. Nicoletta Ceracchi dell'Italia Centrale, accreditato di 17,46, quindi da seguire questa atleta. Francesca Palomba dell'Italia del Sud, centro-est Napoli, mentre Ceracchi dell'Ax Italia Atletica, 17,49, anche per lei un buon tempo di accredito. E poi Silvia Tanda della Liguria, accreditata di 18,56 e 26. Tra poco partiranno i 5.000 femminili. Dicevo del lungo uomini, e in pedana ora nel lungo uomini si andrà Alessandro Franceschini, Italia Nord-Est, che ha un personale di 6,71. Sulla società è la Atletica Nevi. Ecco la rincorsa di Franceschini che va al suo secondo salto. Sembra un buon salto questo di Franceschini, vicino attorno ai 6,60, grosso modo direi. Vediamo se l'occhio è ancora buono. Un po' meno, 6,24 per Franceschini. E va a chiudere, mentre vediamo inquadrata lo schieramento di partenza dei mezzi 5.000 femminili, non inquadrato c'è Leonardo Beretta della Sindustria Sport Padova, che va a chiudere il secondo turno di salti. Eccolo, lo vediamo ora inquadrato. Un buon salto per Leonardo Beretta, che sarà intorno ai 6,60, 6,70. Lui ha un personale di 6,85, però è nullo, quindi nulla di fatto. Torniamo allora ai 5.000 che abbiamo visto partire in questo momento. 5.000 donne con Lapaine, Busato, Andreoli, Masini, Ceracchi, Palomba e Tanda, Silvia Tanda della Liguria. Vediamo una maglia gialla. Sembra è quella di Francesca Palomba dell'Italia del Sud, che insieme ad Anna Busato ora è al comando della gara. Anna Busato la sta tallonando al terzo posto. C'è Erika Lapaine e poi Silvia Tanda della Liguria. Queste nell'ordine le prime 4 atleti quando sono stati percorsi 200 metri di gara 5.000 metri donne. Francesca Palomba ha un personale di 17,49, mentre Anna Busato del nord-est ha un personale quasi di un minuto superiore, quindi migliore, 16,53. Infatti ora si affianca Anna Busato e probabilmente sarà lei andare a dettare il ritmo di questa gara. Un passaggio, vediamo ai 400 metri di quanto è. L'andatura sembra anche abbastanza buona, 1,21, poco più, passaggio ai 400 metri, quindi andatura discreta. Se ne va solitaria Anna Busato davanti a Francesca Palomba, poi c'è Erika Lapaine e poi Silvia Tanda della Liguria. Ecco la Anna Busato che si porta al passaggio dei 600 metri, 2,02 circa il passaggio dei 600 metri. Ancora non è iniziata la finale del giavellotto,
mentre è iniziato invece il terzo turno di salti per quanto riguarda il salto in lungo maschile. Salto in lungo maschile in cui il prossimo a saltare sarà Walter Ratano. Eccolo Walter Ratano che va allo stacco. Bandiera bianca, quindi un salto mi sembra anche buono, vicino ai 7 metri, forse no, intorno ai 6,60. Infatti 6,66, 6,66. Tanto si avvicina il passaggio del primo chilometro. Anna Busatto, un'andatura regolare, la sua viaggia intorno a 1,23, a giro 3,25,20 il passaggio al primo chilometro per l'atleta della Nord-Est, Atletica Mogliano. Mentre se andiamo a inquadrare al centro del campo c'è la premiazione della gara dei 400 ad ostacoli. 400 ad ostacoli che hanno visto al terzo posto con 55,86 per la Liguria Francesco Rebagliati, quindi notevole rivincita da parte di Forcato rispetto ai campioni italiani. Rebagliati fu quarto, Forcato quinto, Prandi fu terzo e ora è secondo, 54,99. La vittoria va a Andrea Forcato del Nord-Est, Industria Padova, con il tempo di 54,39 e quindi assicura gli 8 punti per la sua formazione, quindi doppietta da parte del Nord-Est in questa gara maschile, quindi va a recuperare qualche punticino che aveva perso ieri per strada, risultando in seconda posizione rispetto alla Centro-Nord che guidava la classifica maschile. E torniamo alla gara del lungo, direi, perché ancora non sono iniziati i lanci di finale nel giavellotto, mentre nei 5.000 vediamo che prosegue la marcia solitaria di Anna Busatto, il cui vantaggio ormai è valutabile intorno agli 80 metri. In seconda posizione si sta portando un'altra atleta del Nord-Est, Erika Lapaine, in questo momento è in seconda posizione davanti alla portacolori della Italia del Sud, Francesca Palomba. Nel lungo invece, vediamo la rincorsa, è in pedana Federico Conti che va dritto, quindi non stacca, nullo quindi per lui. Prossimo passaggio, avremo il passaggio ai 2000 metri per Anna Busatto, che sembra aver leggermente rallentato rispetto alle precedenti rilevazioni. Infatti siamo intorno ai 3,30, ora sta correndo l'atleta. E nel lungo c'è un discreto salto da parte di Andrea Melchiorre della Liguria. Abbiamo visto la sua rincorsa e il salto. Vediamo se viene misurato, sì. Buono il salto quindi di Melchiorre. Attenzione che si sta avvicinando ai 2000 metri la portacolori della Atletica Mogliano che gareggia per i colori del Nord-Est, con maglia rossa del Nord-Est. Siamo al quinto turno di lanci con una misura di 17,01 fatta da Eleonora Scherpel. Eccolo che siamo al passaggio dei 2000 metri in 6,57, 6,58 e 60 e 06, 6,58 e 06, quindi notevolmente calata rispetto al passaggio precedente che era di 3,25 in andatura.
sempre più in seconda posizione, intanto Erika Lapaine davanti alla Francesca Palomba in terza posizione, le altre molto più staccate. In quarta c'è Silvia Tanda, sempre della Liguria, quando mancano 7 giri alla conclusione, quindi mancano 2800 metri al termine della gara. Ancora non sono iniziati, molto laboriosa l'azione, il lavoro di individuazione delle 8 finaliste per quanto riguarda il giavellotto. Allora nel lungo andiamo a seguire il lungo, visto che va solitaria la gara con il numero 32. Vediamo Michele Marchiori della Liguria in pedana, ha un personale di 6,80, atleta ligure. Bandiera bianca per lui, ha un salto intorno ai 6,40 grosso modo. In questo salto siamo ai 6,23. Ora Alessandro Franceschini del Nord-Est, che ha un personale di 6,71. 6 giri al termine intanto per Anna Busatto. Cresce l'azione di Erika Lapaine alle sue spalle, che ha un po' ridotto il suo distacco dalla compagna di squadra. Ecco il salto di Franceschini, un salto intorno ai 6,50 grosso modo. Un personale di 6,71 l'atleta che gareggia per l'Atletica Nevi, inferiore alla mia valutazione, 6,26. E andrà a chiudere il terzo turno di salti Leonardo Beretta. Eccolo, lo vediamo in piena azione di rincorsa. Sembra un salto buono, 6, però insomma sempre intorno ai 6,50, forse anche qualcosina meno. E ci avvicina il passaggio al terzo chilometro per Anna Busatto. È un'andatura che è notevolmente calata in questa fase. 10,40 il passaggio al terzo chilometro per una proiezione finale che va oltre i 17,30, intorno ai 18 minuti. 5 giri al termine per lei. Erika Lapaine sta tenendo un ritmo regolare, lei ha un personale di 18 minuti e 42 e quindi sta viaggiando proprio sui suoi limiti. Erika Lapaine potrebbe anche ottenere il personale qualora riuscisse ad agganciare o ad avvicinarsi alla battistrada Anna Busatto, che si appresta anche ad effettuare dei doppiaggi. Iniziano i lanci di finale del giavellotto e la prima a lanciare abbiamo 109 Sara Manarin della Bruniera Friulintagli con un lancio intorno ai 30 metri. Ecco Anna Busatto che si appresta a doppiare 2 concorrenti e quando passerà sul traguardo avrà ancora 4 giri da compiere.
E intanto c'è una bella novità, perché ci sta raggiungendo niente meno che l'atleta del giorno. Adesso lo avremo qui con noi, quindi sentiremo anche la sua esuberanza. È un ragazzo splendido, dal carattere apertissimo, dal carattere solare. Non era prevista inizialmente la sua partecipazione a questa gara, ma ha voluto sfruttare il grande momento della sua, eccolo qua con noi, c'è niente meno che Sua Maestà, possiamo dire Sua Maestà, Sebastiano Bianchetti. No, non ancora Maestà. Allora, Sebastiano, ma dove stai andando? Questo è il primato italiano della categoria, ovviamente, perché ce l'avevi, era già tuo e quindi migliorato di oltre mezzo metro. Dove vuoi arrivare? Più lontano possibile arriviamo. Più lontano possibile. Senti una cosa, ma con Paolo Dal Soglio stai facendo un gran lavoro. Sì, diciamo che è un secondo padre ormai più che un allenatore. Infatti, dicevo prima. Siamo molto legati e secondo me è proprio questo che ci aiuta a fare la differenza. Con voi c'è anche Secci? Sì, siamo un io, bel gruppo, Secci, siete? Paolo, adesso è venuto anche Boidi. Ah, quindi un bel gruppetto, sì. Poi grande... ci sono anche tutti gli scobuli. Quindi dove vuoi arrivare? Siamo lì. Beh, adesso è finita la stagione. Adesso è finita la stagione, riposiamo un po' e poi il prossimo anno. Il prossimo anno sei promessa il prossimo anno? Sì, no? promessa il primo anno, una misura vicina ai 20 non direi di non farla. Col peso da 7. Peso vero, sì, vero certamente peso. Quello. Col peso vero si è permesso il lusso di mettere dietro tutti i senatori proprio la settimana scorsa a Jesolo. Quindi grande gara, 18,63 hai lanciato in quella gara. Sì, ma in quella gara ho fatto un nullo a 19 metri. Infatti, avevo visto la tua reazione in quel momento perché stavo qui proprio seguendo la tua gara. Allora dimmi, progetti per il prossimo anno, dicevi che... Indoor è il campionato italiano assoluto, oltre a quello di categoria. Poi all'aperto bisogna vedere i minimi per l'europeo, a quanto sta e proveremo ad andare lì. Insomma, penso che tu avrai problemi per il minimo per l'europeo. Ma con il 7 kg bisogna 7 kg, certamente. lontano. E cosa volevo dire? Mai il futuro è fra te e Secci in Italia? Siete voi due? Chi lo sa? Insomma, attualmente Secci, io ancora il 7 mi pesa. Lui quanto ha di personale? 19,56. Non sei mica più tanto lontano, ecco, diciamo della tecnica rotatoria, è una tecnica un po' rischiosa, diciamo, nel senso che comporta... non ti permette sbagli durante il lancio. Esatto, quindi ho visto che anche oggi hai effettuato 3-4 lanci nulli di pedana, ovviamente, perché proprio bisogna la stazza è quella che è... provare per fare. La pedana è quella fissa, no? Tu nel disco non hai, fai qualche puntatina, questa metà parte di stagione all'aperto, che avevo un'infiammazione alla mano e non riuscivo a lanciare il peso. Ho fatto 61 metri di disco, niente di che. Oltre a fare l'atletica vai anche a scuola, tu cosa fai? No, a scuola ho finito, ho preso il quinto all'agrario. Quindi adesso punti tutto. Solo atletica. Società militari interessate ce ne saranno, immagino. Ancora niente, io aspetto ancora. Nessuno si è interessato? Fino a mo' nessuno mi ha preso, io quando mi prendono sono sicuro che sono interessati. Comunque il problema è che si staranno tirando uno da una parte e uno dall'altra. Ma non mi risulta sta cosa, però vabbè. Secci è nelle fiamme gialle lui, no? Vabbè, tu sicuramente qualcuno ti ha contattato, dai. Speriamo che mi contattano. Ti contattano di sicuro. E allora io direi che raccontami un po' la tua giornata com'è, visto che stai entrando, diciamo, nell'Olimpo dell'atletica, dove ci sono i grandi atleti, perché sicuramente il tuo futuro è proiettato verso questa dimensione, diciamo. Com'è la tua giornata? La mattina... Scusa, abbiamo un lancio nel giavellotto della Casarotto che insomma sembra inferiore al precedente. Okay. La mattina risvegli, colazione, allenamento, pranzi, riposi, allenamento, ceni e dormi. Ti pesa questa situazione oppure... No, perché non la faccio con forza, la faccio perché mi dà piacere farlo. Ecco, questo è importante. Ricordo Pietro Mennea che viveva a Formia, compianto Pietro Mennea che viveva a Formia ed era lì, tu vivi praticamente a Schio adesso. Vivi a Schio? Sì, ormai fisso. Ti sei trasferito a Schio. Quindi ti aspettiamo per il prossimo anno? Sicuramente.
oltre i 20 metri. Pare che è una promessa che stai facendo. Speriamo oltre i 20 metri, dai. Ok, Sebastiano, ti facciamo Grazie. un grande in bocca al lupo, tanti auguri e alla prossima. Complimenti tanto per oggi perché grande risultato. Ciao. Tanto siamo all'epilogo della gara dei 5.000 metri con Sara Busato che sta concludendo la sua gara. Anna Busato sta concludendo la sua gara, siamo agli ultimi 50 metri, la vediamo inquadrata. È una gara che ha dominato a suo piacimento, gestendola come dicevo a suo piacimento. Non viene un tempone perché lei ha un personale di 16,53, ma qui contano i punti 17,47, ma attenzione perché un sostanzioso miglioramento invece sul suo personale dovrebbe ottenerlo, anzi lo otterrà di sicuro Erika Lapaine, che va a sfiorare la discesa di sotto dei 18 minuti, che comunque si migliora di quasi 40 secondi, grande risultato anche per lei, quindi è anche un risultato nel senso di squadra perché è una bella doppietta per la formazione del Nord-Est, che conferma quindi ancora una volta la sua supremazia anche con questa gara sulla classifica. Sta per concludere anche Francesca Palomba, vediamo con la maglia gialla, l'Italia del Sud. Lei ha un personale di 17,49, andrà a concludere intorno ai 18,40 e dietro a lei sono due atlete doppiate, ma poi sta arrivando anche Silvia Tanda della Liguria. Eccola che viene a concludere. Mentre nel giavellotto siamo arrivati al quinto turno di lanci. Il turno di lanci, la prossima, vediamo chi sarà la prossima ad entrare in pedana. Intanto ha ottenuto 35,07 la portacolori dell'Italia Centrale Serena Casini. La prossima a lanciare sarà Giulia Paolini del Centro Nord. Eccolo il suo lancio, non direi tra i suoi migliori. Giallotto che si impenna, non riesce ad infilarlo correttamente l'atleta del Centro Nord. Penso che abbia anche annullato volontariamente il lancio. Quindi la prossima a lanciare sarà Miriana Di Cuonzo, che ha un personale vicino ai 40 metri, 39,40. Vediamola. L'abbiamo inquadrata in questo momento, la portacolori dell'Italia del Sud, atletica Loco Rotondo, la sua società. Diciamo che in questo lancio c'è un'infilata migliore e va abbastanza, diciamo, molto vicina al personale, ma intorno ai 37 metri e qualcosina forse. La Di Cuonzo. È iniziata anche la finale del salto in lungo, ma intanto direi di seguire perché fra poco avremo le migliori. Direi di continuare a seguire la gara del giavellotto perché ancora la gara del lungo la finale del lungo non è iniziata, quindi questa che ha lanciato con un lancio purtroppo non riuscito perché si è impennato è Lidia Gargarella dell'Italia Centrale, nuova atletica Lanciano, anche lei un personale vicino ai 40 metri, 39,41 di personale. La prossima ad andare in pedana invece sarà, vediamo chi sarà, vediamo se appare, 30,70 per Gargarella. Prossima a lanciare invece, vediamo cosa appare sarà Luisa Sinigaglia. Luisa Sinigaglia, portacolori della Valsugana Trentino, una padovana in forza della Valsugana che gareggia ovviamente per i colori del Nord-Est. Eccolo il lancio della Sinigaglia. Lancio che va lungo, intorno ai 45 metri. Ha ottenuto 45,13 in precedenza. Forse inferiore questo ai 45 metri, vediamo se è così. Potrebbe essere intorno ai 45, vediamo. La prossima invece a lanciare sarà colei che sta guidando la classifica con 46 metri. Vediamo la misura 44,81 infatti per Sinigaglia. E vediamo la Ilaria Casarotto, Italia Nord-Est, atletica vicentina.
non riesce ad infilare adeguatamente il giavellotto e annulla quindi volontariamente questo lancio. Ha ancora un lancio a disposizione, comunque lei sta guidando la classifica. Franceschini intanto nel lungo ha ottenuto un 6,36 ed ora c'è Leonardo Beretta pronto, lo vediamo pronto per la partenza della rincorsa per il suo primo salto di finale. Nullo il salto di Beretta. Sono pronti anche i concorrenti dei 5.000 maschili, vediamoli: Giulio Imberciadori della Liguria, accreditato di 16,05, Gianmarco Arcardo, Italia Centro-Nord, 16,02 di accredito, poi Alexandru Ciumakov, Italia Centrale, poi c'è ancora Emane Beran Crippa, che è il migliore atleta campione europeo di cross juniores. Emane Beran Crippa ha un personale di 13,58 e 31, nettamente il migliore personale fra gli atleti in gara, oltre un minuto di vantaggio su tutti gli altri concorrenti. Poi Andrea Tobaldini dell'Italia Centro-Nord, 16,01, Giulio Perpetuo, che è l'atleta che è il secondo tempo di accredito, con 15,05 e 35, Alessio Seppe dell'Italia Centrale con 15,39 e 29, Jacopo Carretta, Italia del Sud, con 15,56 e 30, e poi con 15,17 c'è un altro veneto della Silk Ultralight Vittorio Veneto, Alberto Rec, 15,17 e 54. Dicevo di Emane Beran Crippa, un atleta di origini etiopi che gareggia, che vive nel Trentino ed è tesserato ora per le Fiamme Oro, ma proviene dalla Lega Trento ed è arrivato in questa stagione a 13,58. Oggi ovviamente non si esprimerà sicuramente su questi livelli e interpreta questa gara anche come un momento di allenamento. Presumo che lui abbia già iniziato, è possibile che lui abbia già iniziato la preparazione in vista del cross, nel quale lui è molto molto quotato, ripeto, è campione europeo in carica dei cross juniores, quindi un atleta che è sicuramente pronto per entrare nel grande giro, diciamo, dell'atletica. 13,58 è uno dei migliori tempi in assoluto in campo nazionale quest'anno. È probabile che poi lo avremo anche con noi per fare due chiacchiere. Emane Beran Crippa. Il giavellotto ormai siamo agli ultimi lanci, mentre nel lungo abbiamo visto il salto di Rocco Ardino dell'Italia del Sud, che si sta misurando. Nel giavellotto invece è in pedana, visto il lancio della Lidia Galgarella, che va vicino ai 40 metri, a un personale, potrebbe essere anche il suo personale, questo vediamo 39 e 41 di personale, lo sfiora 39 e 29 e conferma quindi la sua terza posizione di classifica. Intanto va in pedana Luisa Sinigaglia, che ha l'ultimo lancio a disposizione per tentare di scalzare dal primo posto della classifica l'amica avversaria Ilaria Casarotto. Vediamo cosa riesce a tirar fuori da questo ultimo lancio Luisa Sinigaglia. E sembra buono questo lancio di Luisa Sinigaglia. Attenzione, con questo lancio dovrebbe portarsi al comando l'atleta dell'Assindustria della Valsugana Trentino, proveniente dall'Assindustria Padova. Vediamo, attendiamo, perché potrebbe essere un lancio anche da primato personale. Lei ha un personale di
49,51, attenzione perché potrebbe essere superiore ai 50, eccolo, lo è, nuovo personale per Luisa. C'è una messe di risultati oggi proprio nei lanci, dove potrebbe anche non essere la giornata giusta, ma andiamo a smentire quelli che sono i luoghi comuni. 50,16 per Luisa Sinigaglia, che si porta al comando, ma attenzione perché Ilaria Casarotto è atleta da 50,16 per la... Quindi si è portata al comando. Attenzione al lancio di Ilaria Casarotto. E la risposta di Ilaria Casarotto è buona, ma non sufficiente probabilmente per riportarsi al comando. Dovrebbe essere un lancio intorno ai 48-49 metri, quindi altro colpo di scena. È confermata poi la gerarchia da parte delle... Per 48,60 per Ilaria Casarotto, 48,60 che quindi migliora la sua prestazione nella gara attuale di oggi, ma non è sufficiente. Quindi vittoria per Luisa Sinigaglia con 50,16 davanti a Ilaria Casarotto con 48,60, doppietta del Nord-Est, con risultati anche interessanti in questo finale. Abbiamo intanto la premiazione al centro del campo, lo vediamo pronte le concorrenti.